Post shock su Facebook dell'assessora al sociale di Dolo, Chiara Giuliano, che ha denunciato di essere stata aggredita da un 55enne con problemi di tossicodipendenza. Mi sono salvata chiudendomi in auto, il suo drammatico racconto. Rabbia e dolore per le vittime di femminicidio e un atto d'accusa contro lo Stato ritenuto incapace di contrastare il fenomeno. A Rialto, flash mob per Ilaria Sula e Sara Campanella. Continuano le risse, gli atti vandalici a Mestre a opera di gruppi di giovani, una situazione che sta degenerando, racconta il portavoce della comunità bengalese che ha assistito all'accaduto. Hashish in un pacchetto di sigarette, un coltello a serramanico, una mazza da baseball è quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Jesolo, nascosti nell'auto di 2 giovani poi denunciati. Falso Made in Italy, maxi sequestro delle fiamme gialle lagunari che hanno individuato in Toscana la società fornitrice, 6 le persone denunciate. È cominciata anche quest'anno la lotta contro la proliferazione delle zanzare nel comune di Venezia. Veritas ha già iniziato la disinfestazione, ma Cafarsetti chiede anche la collaborazione dei cittadini. Basket, sconfitta per l'Umana Reyer nella 25esima giornata di A1. Vittoria invece per le Oro Granata di coach Mazzon che approdano in semifinale play-off. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. E dunque la cronaca scampata a un tentativo di violenza sessuale. L'assessora alle politiche sociali del comune di Dolo ha deciso di raccontare l'accaduto pubblicamente per essere d'esempio alle donne che hanno paura di denunciare. E dire che non è successo niente perché non è riuscito a mettermi le mani addosso quando io ho dovuto correre, chiudermi in macchina, vedere la mia macchina sacchettata, pugnata, presa a calci, sentirmi urlare scendi, vieni a letto con me. Ha cercato di staccarmi gli specchietti della macchina per non farmi fare manovre, non farmi uscire, e quando non è riuscito a togliere gli specchietti li ha coperti. Io mi sono ritrovata con la macchina per lungo la strada prendendo 2 carreggiate con lui che cercava di bloccare il traffico per non farmi andare via. Non mi si può dire che non è successo niente, era una furia. E io ce l'ho fatta perché sono stata veloce e perché la centralina della mia macchina ha continuato a restare chiusa. A distanza di circa 10 giorni è ancora sconvolta l'assessora alle politiche sociali del comune di Dolo, Chiara Giuliano, che ha subito un tentativo di violenza da un 55enne tossicodipendente del posto, seguito dagli stessi servizi sociali, non nuovo a episodi simili. La 33enne aveva deciso di non rendere pubblico il fatto, ma poi ha trovato la forza di farlo con un post sulla sua pagina Facebook per essere d'esempio ad altre donne che non hanno avuto il coraggio di denunciare la stessa aggressione, cosa che invece Giuliano ha fatto, e grazie a questo il 55enne è stato arrestato e ora è in carcere. Prima di me non era mai stato arrestato perché non c'era mai stata una denuncia, e se qualcuno avesse denunciato probabilmente ora io starei bene. Quindi io invito con tutto il cuore chiunque dovesse vivere un atto di violenza, un atto persecutorio, una violenza domestica, una violenza psicologica, economica, ad andare a fare denuncia, perché poi le risposte arrivano, però dobbiamo essere le prime ad avere il coraggio, e mi rendo conto che non sia facile perché io sto passando i 10 giorni più brutti della mia vita, però se non l'avessi fatto sarebbe peggio. Questa persona sarebbe ancora libera e io sarei terrorizzata di muovermi nel mio comune. Non è stato facile decidere di rendere pubblico il fatto, consapevole che sarebbero potuti arrivare i soliti commenti sgradevoli. Prima sono stata inondata da una marea di affetto, di amore e di stima, e poi sono arrivati i commenti di persone di cui io non ho idea che faccia abbiano, e le parole iniziano a cambiare. Iniziano decisamente a cambiare, iniziano ad essere violenti, iniziano ad essere volgari, a darmi la colpa. Ecco, io questa cosa qualche giorno fa non sarei riuscita a gestirla. Faccio ancora fatica, la mia voce trema perché fa male. Ma la volontà di avere giustizia ed essere d'esempio ad altre donne ha avuto il sopravvento. Molti messaggi di solidarietà manifestati dal mondo politico locale, dai consiglieri regionali del PD e 5 Stelle al primo cittadino di Dolo. Di fronte a questo non resta che però essere consapevoli che Dolo non è un paese della paura, ma è un paese che accoglie da una parte, ma dall'altra anche con determinazione blocca e immediatamente rifiuta, diremo pure espelle, soggetti che antepongono alla ragione
l'animalità. E questo sia un monito a tutti noi uomini, affinché noi maschi, affinché si abbia rispetto. Rabbia e dolore per le vittime di femminicidio è un atto d'accusa contro lo Stato italiano ritenuto incapace di contrastare questo fenomeno. A rialto un flash mob per Ilaria Sula e Sara Campanella, le due giovani assassinate recentemente a Roma e Messina. Siamo qui per Ilaria, siamo qui per Sara, ma siamo qui per tutte quelle che quest'anno sono state ammazzate da degli uomini e sono già la 22esima e la 23esima donna di quest'anno. Un flash mob a Venezia per ricordare con rabbia e dolore Sara Campanella, Ilaria Sula e tutte le vittime di femminicidio. Organizzato dal collettivo universitario Liberi Saperi Critici e dal laboratorio occupato Morion, il flash mob si è concluso sul ponte di Rialto dopo una prima fase in campo San Bortolo. Il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Rabbia e dolore sono i sentimenti che vengono urlati dai manifestanti, ma è solo una parte del messaggio lanciato da Venezia, un messaggio che è politico e chiama in causa lo Stato italiano, accusato apertamente di inadeguatezza e inefficienza alla luce di una drammatica lista di omicidi che pare non avere fine. Uno Stato che non si assume le responsabilità e rifiuta di promuovere un cambiamento, che rifiuta di investire nei servizi di prevenzione alla violenza di genere e nei centri antiviolenza e nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Non saranno leggi restrittive e punitive sul femminicidio, perché non serve agire quando siamo già morte con misure più severe, ma serve prevenzione, serve educazione per produrre davvero un cambiamento. Le morti di Sara Campanella e Ilaria Sula lasciano ancora una volta sgomenti. Entrambe sono morte a 22 anni, uccise a coltellate da due ragazzi poco più grandi e reo confessi. Sara per strada a Messina da un compagno di università, Ilaria dal suo ex fidanzato. Il suo corpo è stato ritrovato in una valigia in un dirupo a 40 km da Roma. Siamo costretti a leggere di bravi ragazzi, di raptus, di momenti di gelosia e di quanto siano appunto dei bravi ragazzi che nessuno si sarebbe mai aspettato che facessero niente di simile. Questi ragazzi però altro non sono che bravi quanto volete, ma i figli sani di un sistema che è marcio e che si basa sulla cultura dello stupro e sulla cultura del possesso. Non sono i figli di altre culture, ma sono i figli sanissimi del patriarcato, italianissimi e bianchissimi molto spesso. E altre risse, dobbiamo dar conto, e altri atti vandalici a Mestre a opera di gruppi di giovani, una situazione che sta degenerando, racconta il portavoce della comunità bengalese che ha assistito a quanto accaduto nelle scorse ore. Eccoli, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un'attività privata poco distante da Piazza Barche. Sono giovanissimi, ancora una volta protagonisti di atti vandalici e risse a Mestre. Tra sabato e domenica due gli episodi che si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Il primo nei pressi di Piazzetta Coin, il secondo alcune ore dopo in via Palazzo. E sabato verso le 11 di sera ero qua a fare una passeggiata con un mio amico e c'era all'incirca 50 giovanissimi dai 15 ai 17 anni all'incirca, secondo me, che hanno seminato panico all'interno della città, vandalizzando le luci, tirando calci ai cassonetti delle spazzature, prendendo a pugni i cassetti delle poste. Le forze d'ordine sono intervenuti subitissimo e ho visto 3-4 volanti dei carabinieri che sono intervenuti a sedare la rissa, poi è venuta l'ambulanza e quindi hanno sedato la cosa. 3 le persone che sono state arrestate, ma rimane il problema del disagio giovanile che va affrontato. Li vedevo smarriti, li vedevo che facevano delle cose senza senso, senza motivo, nel senso, se vedo fare delle azioni, dietro l'azione c'è comunque qualche motivo, no? Quindi erano senza motivo che facevano queste cose qua e gridavano, urlavano, spaccavano bottiglie di birre, come se fossero come dei zombie che andavano in giro a fare disastro. E quindi la cosa mi dispiace moltissimo e vorrei vedere questi giovani che facessero altro, quindi si concentrano a divertirsi con lo sport, a fare delle cose sane, a fare delle cose ludiche, nel senso di stare in compagnia, di fare delle cose belle, non queste cose che comunque creano disagi e non li porta da nessuna parte. Aulader, da poco entrato nel coordinamento cittadino e avvicinatosi a Fratelli d'Italia, da sempre attivo sul fronte della sicurezza in città. Io ho sempre combattuto per avere maggiore sicurezza in questa città, che è una città, diciamo, che è complessa, perché Venezia è una metropolitana veramente complessa da gestire, quindi cercherò io, insieme al senatore, insieme al coordinatore Giacomo Inazzellin, cercare di fare qualcosa di concreto.
Hashish in un pacchetto di sigarette, un coltello a serramanico, una mazza da baseball è quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale di Jesolo in un'auto fermata nel corso di un servizio di sicurezza urbana. Il veicolo nei giorni precedenti era fuggito a un posto di blocco innescando un pericoloso inseguimento e al termine del quale il conducente era riuscito a dileguarsi. Gli operatori intercettato il veicolo martedì scorso hanno proceduto così al fermo controllando gli occupanti, un 33enne di origine straniera, un 20enne di Jesolo, entrambi noti alle forze dell'ordine, sono stati perquisiti e infine denunciati per possesso di armi e stupefacenti, come avete sentito. Falso Made in Italy, maxi sequestro delle fiamme gialle lagunari che hanno individuato in Toscana la società fornitrice, 6 le persone denunciate. Venivano spacciati per Made in Italy ma erano falsi. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 500.000 di articoli tra abbigliamento e accessori su cui erano apposti simboli come il tricolore per ingannare i clienti. L'indagine è partita dopo un controllo in un negozio di abbigliamento a Venezia gestito da un cittadino italiano e in cui sono stati individuati oltre 200 accessori con etichette posticce con le false indicazioni sull'origine italiana dei prodotti. Ricostruendo la filiera si è arrivati a capire che il fornitore, una società in Toscana gestita da cittadini asiatici, avrebbe importato ingenti quantità di merce proveniente da paesi extracomunitari, riproducendo le false etichette. Nel centro di stoccaggio della società, le fiamme gialle hanno posto sotto sequestro oltre 500.000 prodotti, 105 file utilizzati per la realizzazione delle etichette, stampanti dedicate e una macchina da cucire professionale per l'applicazione. 6 persone sono state denunciate per frode in commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Cambiamo decisamente tema. È cominciata anche quest'anno la lotta contro la proliferazione delle zanzare in Comune di Venezia, con Veritas che ha già iniziato la disinfestazione, ma Cafarsetti chiede anche la collaborazione dei cittadini. Comune di Venezia, Veritas e Ulstre Serenissima hanno cominciato la campagna contro la proliferazione delle zanzare. Non è cosa da poco, perché le zanzare non rappresentano solo un fastidio. A volte possono essere portatrici di malattie che nei casi peggiori causano la morte, a cominciare dalla West Nile. Nel 2022 abbiamo sfiorato quasi 100 casi. Alcuni casi sono stati mortali. Sì. Nel 2022 sono stati 9, poi invece del 23 nel 24 solo un caso, un decesso all'anno. Ecco, poi ci sono altre zanzare che possono essere competenti per altri virus, quindi quello della dengue, della chikungunya, della zika. Non lasciare oggetti e contenitori dove possa ristagnare l'acqua, tenere curato il verde, proteggersi dalle punture con repellenti cutanei sono i primi accorgimenti da adottare. Ci sono poi gli interventi di disinfestazione di Veritas per contrastare la diffusione delle zanzare in tutte le aree pubbliche stradali e verdi. Quante volte è necessario fare un bel giro di disinfestazione in Comune di Venezia? Noi lo facciamo 7 volte per quanto riguarda le caditoie, abbiamo cominciato oggi, e 8 volte nei fossi, nei fossati. E noi interveniamo su 75.000 caditoie che rappresentano solo 1/3 dei tombini e delle caditoie che sono presenti nel territorio, perché gli altri 2/3 sono privati. E quanto tempo ci vuole a fare tutte queste caditoie? Ci vogliono 15 giorni, quindi quando gli uomini cominciano, gli uomini e le donne che lavorano a questo servizio cominciano dalla prima caditoia, quando arrivano alla fine ricominciano la prima caditoia. Le aree pubbliche costituiscono solo 1/3 dello spazio in cui agire, gli altri 2/3 sono composti da giardini e luoghi privati. Ogni sforzo è quindi destinato ad essere vano senza la collaborazione di tutti. Per questo è previsto il quasi raddoppio della distribuzione di confezioni di prodotto antilarvale ai cittadini. Si parte sempre con un progetto con una certa dimensione e se si vede che poi le persone partecipano, collaborano, anzi incrementano anche la richiesta, quest'anno ci ha fatto passare dalle 6.000 confezioni consegnate l'anno scorso alle 10.000 che mettiamo a disposizione quest'anno. Quindi c'è sensibilità, diciamo. Ma io credo nella sensibilità dei cittadini non solo per questi temi ma anche per tanti altri. Siamo allo sport, il basket, sconfitta per l'Umana Reyer nella 25esima giornata di A1, 1, vittoria invece per il femminile che approda in semifinale playoff.
Si interrompe a 6 la striscia di vittorie consecutive dell'Umana Reyer, battute dai primi della classe della Germani Brescia. La Reyer approccia bene il match e mette in difficoltà dall'inizio i biancoblù. La partita di altissimo livello, valida per la 25esima giornata di A1, si gioca alla pari fino all'ultimo quarto, ma nel finale viene fuori la qualità dei lombardi che si impongono. Il coach evidenzia la poca aggressività in fase difensiva, complice il prematuro raggiungimento dei bonus di falli nell'ultimo quarto. Il risultato è forse severo, ma riconosce i meriti dei padroni di casa che blindano i playoff. Orgoglio invece per il femminile, battuto in gara 2 dei quarti di playoff il Faenza per 67-51 in una partita giocata con il cuore, dominata sul punteggio già dal primo quarto. Le Orogranata conquistano il biglietto d'accesso a Pardone in semifinale, obiettivo raggiunto per la 10ª volta consecutiva. Il coach Mazzon sottolinea l'importanza e le difficoltà della partita. La squadra è stata in grado di controllare l'incontro, giocando la sfida con energia contro un avversario determinato. Sapevamo che sarebbe stata una gara in certi momenti difficili e quindi abbiamo reagito. Non abbiamo giocato certamente una partita perfetta, però merito anche a Faenza che ha giocato un'ottima gara, e questa ci può molto servire per capire come si devono giocare queste partite di playoff fuori casa, perché saranno con questo tipo di intensità. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito. Tra poco le previsioni del tempo e l'edizione di Treviso. Arrivederci.